Il Sandonà cede il passo alla Luparense nel turno preliminare di Coppa Italia. L'esordio dei biancocelesti nel circuito della Serie D si scontra contro una compagine di buonissimo livello. Allo Zanutto arriva un avversario tosto, valido e a detta di molti appassionati tra i candidati a un ruolo da protagonista nel prossimo girone. Nulla di cui disperarsi, serve ottimismo e soprattutto la giusta umiltà che permetta di affrontare le prossime sfide con consapevolezza e spirito di sacrificio. 2 gol messi a segno in avvio dei due tempi, ci pensano Diallo e Perez. Il Sandonà resta in partita per tutta la prima frazione di gara e sembra avere pure qualche possibilità per riaprire l'incontro, ma sono anche spreconi i biancocelesti in almeno un paio di occasioni e complice qualche disattenzione di troppo, prima subiscono il raddoppio e poi non riescono ad insidiare a dovere le linee dei rossoblù. Parecchi assenti e ancora qualche ingranaggio da affinare, nulla però che del sano buon lavoro non possa aggiustare. Appuntamento sempre tra le mura di casa fissato per domenica 6 settembre per la prima di campionato contro lo Schio. Vietato perdere l'entusiasmo, a dirlo è lo stesso mister Vincenzo Siciliano. Vogliamo arrivare a un punto in cui potremmo giocarcela con tutti. La nuova stagione è solo appena iniziata.